Sciate, struscio, cene e feste in quota a base di cocaina, hashish e marijuana. Dal 2021 in poi a rifornire la piazza di Cortina ci aveva pensato un romano di 35 anni accusato di aver organizzato un sistema di spaccio di droga non solo attraverso cessioni dirette ma anche avvalendosi della collaborazione di altre 8 persone alle quali era garantita una percentuale sulle vendite e anche un alloggio dove venivano custoditi gli stupefacenti e dove l'uomo si recava per ritirare l'incasso. Alle calcagna dell'organizzazione si sono messi i carabinieri di Cortina che per mesi hanno seguito gli indagati accertandone pure la pericolosità. È stato infatti appurato che il 35enne non aveva timore di ricorrere a intimidazioni, minacce e aggressioni anche con arma da fuoco per mantenere il controllo della piazza di Cortina, inibendo così ad altri concorrenti di potersi adoperare nella medesima attività. Questa mattina i carabinieri di Cortina, coordinati dalla Procura di Belluno, hanno eseguito a Roma la misura degli arresti domiciliari nei confronti del 35enne. Le altre 8 persone coinvolte nell'organizzazione estranee al contesto di Cortina risultano indagate. Tutti devono rispondere a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di droga, minacce e lesioni. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno sequestrato 400 grammi di cocaina, più di 800 grammi di hashish, marijuana e sostanza da taglio, oltre a 50.000 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio ma che si ritiene rappresentino solo una minima parte degli introiti dell'organizzazione.